quella indiretta esercitata dai comportamenti di tutti e dai corpi intermedi, anche delle scuole evidentemente. È necessario un impegno di tutti nella lotta contro la violenza di genere che parte dal bisogno di educare, sin dalla prima infanzia, alla non violenza, al rispetto delle relazioni. Parlare di violenza significa porsi di fronte ad uno specchio. Vogliamo capire anche noi, più o meno consapevolmente, possiamo sempre commettere atti di violenza, anche quando andiamo ad esercitare le nostre azioni di potere, utilizzando a volte un linguaggio poco rispettoso degli altri. E crediamo che questo sia il primo passo, è il primo esempio che tutti dovremmo cominciare a dare. E quindi tutto parte da noi, altrimenti sarà veramente difficile liberarci dalla violenza. Grazie Assessore. Diamo ora risposta all'interpellanza presentata da Civica per il Cambiamento Antonio Zanosso, abbiamo Carcognani. Risponde il Sindaco. Grazie Presidente, si dà risposta all'interpellanza presentata al Consiglio Comunale del 27 agosto 2013 alla lista civica per il cambiamento del titolo Salviamo Carcognani. L'interpellanza fa seguito ad altra della medesima lista, analoga pure per i contenuti, relativa al centro aziendale di San Gaetano. Intende capire la posizione dell'amministrazione comunale in riferimento alla necessità di salvaguardia anche del centro di Carcognani. Va anzitutto specificato che le problematiche appaiono le medesime, in quanto in entrambi i casi si tratta di strutture edilizie in buona parte abbandonate, più o meno degradate, ma vive sotto il diverso profilo dell'appartenenza storica, sociale e culturale, in quanto riconducibili alla memoria e collocabili nella storia della nostra gente e del nostro territorio. Si ricorda tuttavia l'interpellante che il Comune non può imporre al privato costosissime manutenzioni e che al momento ed oramai da tempo non sono previsti finanziamenti pubblici in favore dei privati per tale recupero. In riferimento all'asserito sconvolgimento delle nostre campagne per mezzo di un patto frettolosamente approvato, così si legge nell'interpellanza, va replicato anzitutto che la data odierna il PAT non è ancora approvato e che lo stesso rappresenta tuttavia la filosofia politica di intervento sul territorio, una sorta di dottrina teleologica del finalismo urbanistico. Contrariamente a quanto sostenuto nell'interpellanza, il PAT è sensibile nei confronti dell'ambiente, della storia, della cultura e della salute, prevedendo esattamente il contrario di quello che lei sostiene. Nel piano di assetto del territorio leggiamo la previsione di recupero dei paesaggi, degli ambienti degradati, sia della costa che dell'entroterra. Leggiamo della salvaguardia delle invarianti, degli itinerari di interesse storico, testimoniale e paesaggistico, dei coni visuali, dei filari alberati, dei corridoi ecologici, degli ambienti territoriali di importanza ambientale e così via. Va ricordato tuttavia che le azioni politiche in materia urbanistica concrete da mettere in atto, i dimensionamenti, le collocazioni negli ambiti non sono precetti contenuti nel patto, bensì sotto il presidio filosofico di questo demandati al piano degli interventi, strumento questo sì di pianificazione concreta che potrà tuttavia essere redatto e approvato solo in un momento successivo all'approvazione finale del patto stesso. L'impegno che questa amministrazione può garantire è quello di massima attenzione anche in questa futura fase di pianificazione, di sensibilizzare in maniera compiuta e coerente i titolari del diritto di proprietà su quei territori e sugli ambiti oggetto di necessaria salvaguardia. Grazie Sindaco. Capogruppo Zanon, prego. Sì, grazie per la risposta. Il programma di buoni intenti intanto non viene approvato il PAT, si tracciano le linee di vita che non sembra però che il PAT però quanto mi è sembrato di capire molto rispettoso del territorio del comune di Caorle che riguarda l'entroterra, quanto per gran parte questo viene inserito in aree dove viene prevista poi una urbanizzazione. Per la mia interpellanza le chiedevo anche se lei era d'accordo di raddoppiare quella che è edificato dall'esistente a Caorle che si stila di fare più o meno su 2.500.000 nuovi da costruire delle persone previste nel patto.
si tratta di scelte politiche. Allora, da una parte speriamo di salvare il nostro territorio quanto più possibile, perché dobbiamo in qualche maniera vendano per quello che è l'attività più importante, che è il turismo. Dall'altro c'è un progetto che prevede una evoluzione urbanistica importante che riguarda proprio il centro-terra. Io mi auguro che poi con quello che è il piano di attuazione ci sia un buon senso tale da parte degli amministratori, che poi sa, gli amministratori oggi sono questi, ma chissà fra 6 mesi, 1 anno, 5 anni può essere che ce ne siano degli altri che la pensano in maniera completamente diversa da lei e da me, che magari vedono nel PAT che è già stato approvato la possibilità per poter sviluppare urbanisticamente come posso dire, di interesse tutta l'evoluzione. Quindi mi auguro che veramente ci sia una riflessione da parte di tutti gli amministratori che possa in futuro prevedere il più che possibile la salvaguardia del nostro territorio. Grazie. Sindaco, prego. Sì, solo una precisazione. Non si tratta di un proclama di buoni intenti, si tratta di una precisa posizione politica da assumere in sede di redazione dei piani degli interventi, che è cosa diversa. Poi che non si riesca a attuarla per ragioni di tempo o altri ostacoli diversi, questo è comunque una conseguenza di una scelta che comunque a monte ha carattere politico e non un proclama di buoni intenti. Però non bisogna confondere quello che è il dimensionamento che il piano di assetto del territorio prevede con quello che di fatto è poi il concreto sviluppo, perché c'è un errore di fondo spesso, no, in chi magari mastica poco l'urbanistica, mentre il piano regolatore nel momento in cui veniva approvato dalla Regione, all'epoca della Regione, garantiva un dimensionamento al privato, garantiva un cambio di destinazione d'uso al privato, che bastava che lo chiedessi in attuazione all'amministrazione comunale, ma aveva un diritto difendibile in ogni sede, anche giuridica, davanti al Consiglio di Stato. Il piano di assetto del territorio non è il PRG. Il piano di assetto del territorio, come giustamente ha detto lei, tramanda delle linee guida a vasto raggio, molto spannometriche, ma non dà il diritto né di cambio di destinazione d'uso né di copertura di funzionamento al privato, lo dà l'amministrazione. L'amministrazione se lo dà quando il diritto è del privato, con il piano degli interventi che concretamente pianifica. Ricordiamo che il PAT prevede il piano degli interventi, deriva poi da un accordo procedimentale con criteri di prestazione urbanistica, di interesse pubblico, c'è tutta un'altra valutazione da fare. Ciò che è importante è capire che il riferimento al dimensionamento che abbiamo nel piano di assetto del territorio, se così sarà approvato, è un dimensionamento massimo di sviluppo, non è un dimensionamento minimo di sviluppo. Questo è un concetto fondamentale, per cui se di redazione del piano degli interventi, se nell'atto numero X è previsto un dimensionamento massimo di 200.000 metri cubi, non è cosa automatica che l'amministrazione dia i 200.000 metri cubi, non è un diritto del privato, l'amministrazione può dare 0, può dare 1, può dare 10, 50, 90%. Questo è un concetto molto importante sul quale spesso si fa confusione. Poi i numeri da lei citati effettivamente sono numeri che in parte derivano dal momento in cui il PAT è stato adottato, in parte si trascinano da quella che è la confezione avanzata dal piano regolatore, perché il piano regolatore del Comune di Caorle portava in sé a grembo uno sviluppo urbanistico che ancora non era sviluppato, scusatemi la ripetizione, 1 milione di metri cubi che poi sono stati inseriti nel piano di assetto del territorio, derivano dalla programmazione del PRG, questo sì diritto consacrato, e che non sono stati sviluppati. Grazie Sindaco. Rispondiamo allora all'ultima interpellanza, rapporti dell'amministrazione comunale con il corpo della polizia locale. Risponde il Sindaco. Grazie Presidente, sì, la risposta all'interpellanza presentata al Consiglio Comunale del 27 agosto 2013 della lista civica per il cambiamento dal titolo Rapporti dell'amministrazione comunale con il corpo di polizia locale. Prendo atto con piacere che, seppur con molto ritardo rispetto agli accadimenti, anche lei capogruppo
abbia deciso di manifestare la solidarietà nei confronti degli appartenenti a corpo di polizia municipale cittadino, che approfittando della sua interpellanza voglio ancora una volta ringraziare per aver continuato a svolgere la loro preziosa, incessante attività a favore della cittadinanza, senza farsi intimorire o condizionare dal vile gesto di cui sono stati le principali vittime. Mi ricordo molto bene di quelle dichiarazioni apparse sulla stampa e erroneamente attribuite alla mia persona in quanto virgolettate, ma mi ricordo altrettanto bene di aver provveduto immediatamente a smentirle con un comunicato stampa che voglio leggere almeno la parte essenziale. Nella delicatezza del momento e sotto il profilo delle indagini condotte dagli inquirenti, il sindaco di Caorle intende smentire alcune frasi apparse virgolettate su un quotidiano e riferite alla sua persona, frasi con le quali si vorrebbe indirizzare la colpa verso una particolare categoria sociale. Sono frasi mai pronunciate dal sindaco, che rimane semplicemente in attesa dell'esito delle indagini degli investigatori. Premesso quanto appena detto, posso solo confermarle che le indagini sono tuttora in corso da parte dell'Arma dei Carabinieri, alla quale ci rivolgiamo fiduciosi nella speranza che gli autori del grave fatto vengano al più presto individuati e puniti. Per quanto riguarda la sua richiesta di conoscere quali siano i rapporti tra l'amministrazione comunale e la polizia locale, voglio rassicurarla informandola che con il comandante del corpo ci sentiamo e confrontiamo quotidianamente su tutti i temi che attengono le funzioni in capo alla polizia locale, così come del resto con tutti i dirigenti per le problematiche sottese ai rispettivi settori di competenza. Le comunicazioni del sindaco nella serenità dei rispettivi ruoli si svolgono prevalentemente per le vie brevi, senza necessità di particolari formalità. Non ci sono dubbi che il fenomeno dell'abusivismo commerciale in spiaggia sia uno dei principali problemi che attanaglia la nostra città durante l'estate, come peraltro tutte le altre spiagge a noi vicine e non solo. È però altrettanto vero che l'attività di contrasto posta in essere dalla nostra polizia municipale è notevole e i risultati in termini di sequestri, denunce e altro, evidenziati o meno da compiacenti penne, come dice lei, non lo sono da meno. Forse non siamo riusciti a risolvere completamente il problema, però abbiamo posto in essere il massimo sforzo possibile per contrastarlo con quelle che sono le risorse a nostra disposizione. Se lei è a conoscenza di realtà in Italia in cui il fenomeno dell'abusivismo commerciale in spiaggia è stato completamente debellato, anziché limitarsi a una banale contestazione, ci informi e noi saremo pronti a mutuarne le modalità, perché diversamente da quello che pensa e dice di questa amministrazione non tende di emulare altri se ciò consente di raggiungere i risultati sperati. Quando abbiamo adottato la modifica al regolamento di polizia urbana, approvato la modifica al regolamento di polizia urbana, con lo scopo di fornire un ulteriore strumento di contrasto agli ordini di polizia, lo abbiamo fatto aderendo all'invito emerso in sede di coordinamento dei sindaci delle spiagge venete, e la norma approvata era stata suggerita in quel contesto a tutti i sindaci presenti sulla scorta dell'esperienza già maturata dai comuni di Venezia e di Jesolo, prima ancora di quello di San Michele al Telemento. Noi non ce ne siamo pertanto mai attribuita la paternità. Basterebbe peraltro andare a leggere il testo della delibera di approvazione. Voglio concludere rassicurandola ancora una volta che il corpo di polizia municipale di Caorle non svolge la sua attività come un battitore libero, bensì all'interno di direttive che provengono dall'amministrazione comunale e che ogni attività, anche quella sanzionatoria posta in essere dallo stesso, del resto assolutamente dovuta in caso di violazione delle norme, è finalizzata a migliorare e non certo a penalizzare l'immagine turistica ed accogliente della nostra città, certi che anche i nostri ospiti apprezzano di soggiornare in una località ordinata e civile. Grazie Sindaco. Capogruppo Zanon, prego. Grazie signor Sindaco. Bene che a lei piace pacchettare bene la minoranza, però non è che io ho espresso la mia solidarietà e quella del gruppo che rappresento in ritardo. Io l'ho fatto in Consiglio Comunale e penso che questo sia
appunto qualificato per poter esprimere, per dire quello che si pensa dal punto di vista amministrativo. Quindi dovevo fare esprimere una solidarietà a livello personale, potevo fare in qualsiasi momento, ma credo che questo sia l'ovvio opportuno, quindi non è che qui sarà casomai lei che convoca il Consiglio Comunale ogni 2 mesi recentemente, no? Ogni mese, quindi se parliamo di ritardi. Ma detto questo, ricordo che il problema dell'abusivismo in spiaggia è un problema molto grave e è di difficile soluzione. Però credo anche che non si possa risolvere con dei proclami, con delle dichiarazioni autoreferenziali. Perché noi tutta quest'estate abbiamo assistito a dei proclami che dicevano in pratica che come fosse stato già risolto il problema, grazie all'incontro col sindaco della spiaggia vicina, grazie all'adozione di certi provvedimenti, ma in realtà non niente si è modificato, perché il problema ha continuato ad esistere in maniera anche peggiore rispetto all'anno scorso, per quanto ho potuto personalmente anche constatare. Detto questo, rimane la mancata risposta, quella che era, diciamo, il nocciolo delle mie interpellanze, cioè se le direttive dell'amministrazione comunale nei confronti della polizia municipale fossero quelle in pratica di fare prevenzione per quanto riguarda l'aspetto dell'ordine pubblico, per quanto riguarda l'aspetto anche della vigilanza sulle strade, o semplicemente l'ordine, quantomeno la direttiva, fosse quella di fare cassa. Questa era l'essenza della mia domanda e adesso questo devo chiedere una risposta precisa. Grazie Capoluogo Oddano. Lascio la parola al Sindaco per la replica. Allora, con riferimento al primo quesito, non mi pare né di aver rilasciato dichiarazioni né che qualche membro della giunta comunale abbia rilasciato dichiarazioni alla stampa, che sia un consiglio comunale, che il fenomeno dell'abusivismo commerciale a Caore era stato risolto con la modifica del regolamento. Del resto mi pare che lei non abbia nemmeno partecipato alla discussione, ma potrei sbagliarmi, visto che si dovrebbe essere alzato ed è uscito dal Consiglio Comunale di quel giorno, per cui non riesco a capire, ma magari se me lo spiega meglio, forse lo capirò, in quale occasione io o un assessore della mia giunta abbia rilasciato queste dichiarazioni. Però circa le direttive, credevo di essere stato abbastanza concreto nella mia risposta, nel momento in cui ho detto che il rapporto è costante, quotidiano, non solo con il comandante della polizia locale, o nell'occasione di questi giorni con il vice comandante che ha assunto il comando per le ferie del comandante, ma nei confronti di tutti i dirigenti, perché il rapporto che c'è tra questa amministrazione comunale e i dirigenti è un ottimo rapporto. Un rapporto continuativo e un rapporto di reciproca costante lealtà e stima, per cui non è necessario procedere delle direttive scritte. Io credo di aver fatto una volta sola una direttiva scritta al comandante, ma semplicemente per il fatto che c'erano gli aspetti tecnici che non potevo trattare nel contesto immediato per le vie brevi, nel senso che mi trovavo fuori dal territorio, e il comandante mi aveva chiesto delle istruzioni. E così sono state date per email in quell'occasione, ma non è una cosa normale che quando ci sono buoni rapporti istituzionali tra il sindaco e l'apparato dirigenziale si devono mettere per iscritto le cose. L'aspetto però più importante è che lei fa riferimento probabilmente alle direttive in materia di sanzioni, di attività sanzionatoria non preventiva da parte della polizia locale. La polizia locale, se non erro, non potrei sbagliarmi, ha circa 12 competenze primarie, perché la polizia locale non ha solo viabilità, ordine pubblico, tutela dell'ambiente, commercio, spiaggia, arenile, ma insomma sono tante le direttive, non è possibile che ci si soffermi a censurare l'operato magari della polizia locale solo sotto un profilo, perché sotto il profilo politico è facile attaccare l'amministrazione comunale perché viene fatta una multa a un
naturalista, no, ne abbiamo letto su, in questo caso qualche compiacente appena, forse dell'opposizione, non della maggioranza, che ha scritto poi di un'occasione turista di Belluno sanzionato con la macchina, poi quel turista di Belluno nella macchina di vetri di sosta con l'emozione forzata, dopo che il vigile ha intimato di nuovo da questa risposta male, non l'ha rimossa, perché la polizia è intervenuta e ha fatto bene. Allora però non soffermiamoci solamente sulle banalità, su alcuni casi, 3 casi in estate. Vediamo un attimo che la competenza della polizia locale è piuttosto vasta, piuttosto articolata e anche piuttosto difficile, e io non posso che condividere quello che ho detto prima, e lo ripeto, che oggi complimenti all'operato della polizia locale. Grazie Sindaco. Prego. Scusi, ma guarda che la mia interpellanza non era rivolta nei confronti della polizia municipale, con la quale abbiamo tutti degli ottimi rapporti. A me fa molto piacere sapere che lei ha degli ottimi rapporti con il comandante e con gli operatori della polizia municipale. Non è questo il problema. La mia interpellanza era per capire se la sua amministrazione aveva una strategia, una politica, degli obiettivi che riguardavano l'esercizio del lavoro della polizia comunale. E mi sembra che proprio che mi abbia dimostrato che non ce n'è assolutamente nessuno se non una buona amicizia con le persone. Ma non è questo che i cittadini, secondo me, vogliono. Si devono sapere se l'amministrazione comunale di Caore ha delle linee, delle direttive nei confronti di quella che è una delle espressioni più importanti dell'amministrazione comunale e della polizia municipale. Tutto qua. Lascio la parola al Sindaco per chiudere la discussione. Dovrei leggere la risposta all'interpellanza, evidentemente non mi ha ascoltato. Allora, le ripeto, ci sono competenze vaste delle polizie locali, non in regionale, vi sono costanti direttive, non sono direttive per iscritto, per cui se lei ritiene di avere copia delle direttive, è possibile che le abbiamo. Le direttive sono tutte verbali e investono tutti i settori di competenza della polizia locale. In disparte la questione che vi sia un buon rapporto di natura personale con il comando, questa è una cosa irrilevante in questo momento. Ciò che conta è che ci sia una reciproca fiducia e un costante contatto istituzionale e non che investe aspetti di natura personale, solo di natura personale. Grazie Sindaco. Passiamo ora al secondo punto all'ordine del giorno. Modifica dello Statuto Comunale nella questione del decreto legislativo 39/2013 in materia di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi. Relazione al Sindaco. Grazie Presidente. Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale numero 87 del 5 ottobre 91 è stato approvato lo Statuto del Comune di Caore, che con successive deliberazioni del Consiglio Comunale, da ultimo la deliberazione del Consiglio Comunale numero 49 del 27 maggio 2013, sono state apportate modifiche ed integrazioni del testo originario al fine di garantirne la coerenza con l'evoluzione normativa sull'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale dell'amministrazione locale. Dato atto che sulla Gazzetta Ufficiale numero 92 del 19 aprile 2013 è stato pubblicato il decreto legislativo 8 aprile 2013 numero 39, disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, volto a disciplinare in maniera organica, nell'ottica della prevenzione dei fenomeni corruttivi, i profili di compatibilità e inconferibilità degli incarichi dirigenziali e di vertice nelle pubbliche amministrazioni, in attuazione della legge 190 del 2012, che il decreto legislativo suddetto dispone all'articolo 18 che le regioni, le province e i comuni provvedono ad adeguare i propri ordinamenti, individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari. Che si rende pertanto necessario pervenire all'adozione di apposite misure di attuazione del decreto di cui trattasi, con riferimento alla disciplina della surrogazione dell'organo che abbia conflitto un incarico dichiarato nullo. Tanto premesso, si chiede al Consiglio Comunale di deliberare e di approvare la seguente modifica allo Statuto Comunale. Introduzione di un nuovo articolo 37 bis, conferimento
conferimento di incarichi in via sostitutiva. Gli organi di governo del Comune adottano gli atti di nomina, designazione, conferimento di incarichi in rispetto delle disposizioni vigenti, con particolare riguardo al decreto legislativo 8 aprile 2013 numero 39. Nel caso in cui venga accertata la nullità dell'incarico conferito da un organo di governo del Comune, durante il periodo di sospensione del periodo di nomina previsto dall'articolo 18, comma 3 del decreto legislativo 8 aprile 2013 numero 39, provvede in via sostitutiva la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo. La procedura di sostituzione viene attivata dal segretario comunale con segnalazione alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo entro 30 giorni dalla venuta conoscenza della dichiarazione di nullità, con risposta dalle competenti autorità secondo l'ordinamento vigente tempo per tempo, di disporre la pubblicazione delle modifiche apportate allo Statuto secondo le modalità previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 267 del 2000. Grazie Sindaco. Se ci sono interventi? Se non ci sono interventi mettiamo i voti in punto. Voti favorevoli? Si approva all'unanimità. Passiamo ora al terzo punto all'ordine del giorno, approvazione del regolamento per la concessione delle civiche benemerenze. Relazione all'assessore Busso. Sì, buonasera, grazie Presidente. Allora, l'intento era per questo regolamento delle concessioni delle civiche benemerenze, ci siamo accorti che ci mancava all'interno dell'amministrazione del Comune di Caore questo regolamento, quindi ci siamo attivati e siamo arrivati a prepararlo per essere votato questa sera. Do lettura degli articoli, sono 11 gli articoli, la cosa è il regolamento è molto semplice, va a premiare quelle persone che si sono distinte, ma che non costa nulla all'amministrazione se non una piccola pergamena, non come altri comuni dove fanno magari la cena, il pranzo e regali in argento. No, è un semplice atto formale che l'amministrazione e il Consiglio Comunale naturalmente premia le persone. Quindi all'articolo 1 il presente regolamento disciplina l'istituzione e la concessione di attestati di benemerenza destinati a premiare persone, enti, società, istituzioni che si siano particolarmente distinti nei diversi campi e attività pubbliche e private. Articolo 2. Il Comune di Caorle premia l'attività di coloro che con opere concrete nel campo della scienza, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, culturale, assistenziale, filantropo, con atti di coraggio e di abnegazione civica, abbiano in qualsiasi modo giovato a Caorle, rendendolo il più alto prestigio. All'articolo 3, le onorificenze del Comune di Caorle per le civiche benemerenze sono costituite dal conferimento del titolo di cittadino onorario di Caorle, da cittadino benemerito di Caorle e per ultima dall'ambasciatore di Caorle nel mondo. Tali onorificenze possono essere concesse anche alla memoria. All'articolo 4 le onorificenze sono conferite con atto del sindaco adottato su conforme motivata deliberazione della giunta comunale. L'atto di conferimento dovrà contenere le indicazioni delle ragioni per cui viene conferito il titolo. La deliberazione dovrà riportare, oltre a tali motivazioni, la biografia del beneficiario. La cittadinanza onoraria non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del beneficiario. All'articolo 5, l'onorificenza cittadino onorario di Caorle è un attestato concesso dal sindaco ai cittadini anche stranieri non iscritti nell'anagrafe del Comune di Caorle e che si siano particolarmente distinti nei campi per le attività di cui al precedente articolo 2.
e consente l'iscrizione simbolica tra la popolazione della città e nella specifica sezione dell'Albo d'Oro della città di cui l'articolo 9, che poi andremo a leggere. L'onorificenza invece del cittadino benemerito di Caole è un attestato concesso dal sindaco ai cittadini nati o residenti a Caole che si siano distinti anche fuori del territorio cittadino nei campi per le attività di cui al precedente articolo 2 consente l'iscrizione nella specifica sezione dell'Albo d'Oro della città di Caole di cui all'articolo 9. Articolo 7. L'onorificenza di ambasciatore di Caole nel mondo è un ulteriore attestato di benemerenza successivo e aggiuntivo di uno dei precedenti, di cui l'articolo 5 e articolo 6, assegnato dalla stessa persona, la cui attività sia fortemente legata al territorio di Caole, favorendone la sua conoscenza e quella del patrimonio storico, artistico e culturale a livello nazionale ed internazionale. L'onorificenza consiste nell'iscrizione nella specifica sezione dell'Albo d'Oro della città di Caole di cui all'articolo 9. Articolo 8. Il potere dell'iniziativa per la concessione delle preferenze di cui il presente regolamento è attribuito al sindaco, alla giunta e al consiglio comunale o almeno 200 cittadini residenti e maggiorenni che sottoscrivono presso gli uffici comunali l'apposita petizione. E siamo all'articolo 9. Per tutte le onorificenze è istituito un registro delle concessioni chiamato l'Albo d'Oro della città di Caole, diviso nelle rispettive sezioni. Il registro è conservato nell'ufficio del sindaco e gestito dall'apposito funzionario dell'ufficio di segreteria. Tutte le onorificenze sono costituite da un attestato unico e originale in pergamena con le motivazioni dell'assegnazione della civica benemerenza, sottoscritto dal sindaco e recanti il logo del comune e il numero progressivo riportato nel registro delle concessioni. All'articolo 10 la concessione delle civiche benemerenze avviene con cerimonia pubblica di nomina nella sala consigliare alla presenza del Consiglio Comunale di Caole. All'articolo 11 incorre nella perdita della civica benemerenza l'insignito che non si renda degno. Il provvedimento di revoca della relativa concessione adottato anche dalla giunta comunale su proposta del sindaco perde altresì la benemerenza l'insignito che non la ritira la medesima senza adeguata giustificazione. Il provvedimento di revoca della relativa concessione è adottato dalla giunta comunale su proposta del sindaco. Ecco, ho dato lettura alla proposta, anzi al regolamento per la concessione delle civiche benemerenze di Caole. Grazie. Grazie Assessore. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi mettiamo i voti. Voti favorevoli? Punto approvato all'unanimità. Passiamo ora al quarto punto all'ordine del giorno, modifica del regolamento di edilizio vigente. Relazione al sindaco. Grazie Presidente. Premesso che il Comune di Caole è dotato di regolamento edilizio comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale numero 32 del 29 giugno 2009, che tale regolamento è stato oggetto di una modifica con delibera di Consiglio Comunale numero 14 del 2011 al fine di adeguare lo stesso alle disposizioni di legge nazionali in materia di inquinamento acustico e adempimento ai sensi dell'articolo 79 bis della legge regionale 6185 a Volimbrotta. La Regione Veneto, con la legge regionale numero 12 del 6 aprile 1999, ha previsto il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti alla data del 31 dicembre 1998 nel rispetto dei seguenti parametri: a. L'altezza utile media di 2,40 metri per i locali adibiti ad abitazione, 2,20 metri per i comuni inseriti negli ambiti delle comunità montane ai sensi delle leggi regionali vigenti e di 2,20 metri per i locali adibiti a servizi quali corridoi, disimpegni, ripostigli e bagni. L'altezza utile media sarà calcolata dividendo il volume utile della parte del sottotetto la cui altezza superi 1,80 metri ridotto a 1,60 metri per i comuni montani per la relativa superficie utile. B. Il rapporto illuminante, se in falda, deve essere pari o superiore a un sedicesimo.
che la legge suddetta dispone che i comuni adeguino gli elaborati del piano regolatore generale secondo le procedure stabilite dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 50 della legge regionale 6185. Ritenuto di procedere al recepimento della legge regionale sopra descritta attraverso l'integrazione delle disposizioni del vigente regolamento edilizio, che disciplina l'articolo 9, caratteristiche di igiene e sicurezza dei luoghi, degli interventi e degli impianti, le caratteristiche dei locali abitabili, inserendo un articolo specifico per il recupero dei sottotetti esistenti alla data del 31 dicembre 1998. Visto il testo dell'articolo numero 128 bis, redatto dall'ufficio urbanistica e edilizia privata che va inserito all'articolo 9, capo secondo del regolamento edilizio vigente, tanto premesso si chiede di deliberare di adottare, secondo le procedure dell'articolo 50, commi 6 e 8 della legge regionale 6185, come prevede la legge regionale 12 del 99, modifica al vigente regolamento edilizio comunale, inserendo nella parte seconda disciplina dell'attività edilizia e vigilanza, titolo 9, capo secondo, seguente articolo. Articolo 128 bis, recupero dei sottotetti a fini abitativi. Il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti alla data del 31 dicembre 1998 è disciplinato dalla legge regionale 6 aprile 99 numero 12 e dal presente articolo del regolamento edilizio. Si intende per sottotetto il volume sovrastante in tutto o in parte l'ultimo piano dell'edificio, destinato tutto o in parte a residenza e legittimato. Per il recupero devono essere rispettati i seguenti parametri: l'altezza utile media di 2,40 m per i locali abitabili e di 2,20 m per i locali adibiti a servizi, quali corridoi, disimpegni, ripostigli, secondi bagni, spogliatoi e magazzini. L'altezza utile media sarà calcolata dividendo il volume utile della parte del sottotetto, la cui altezza superi i 1,80 m per la relativa superficie utile. I rapporti illuminati si infatti deve essere pari sul problema 16. Gli interventi edilizi per il recupero a fini abitativi dei sottotetti si definiscono come interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, lettera D del testo unico edilizia. Gli interventi devono avvenire senza alcuna modificazione dell'altezza di colmo e di gronda, nonché delle linee di pendenza delle falle, fatto salvo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 91 numero 10. Le aperture luce degli edifici ricadenti nella zona territoriale omogenea A, nel rispetto del grado di protezione assegnato dagli strumenti urbanistici, dovranno essere in falda. Le aperture luci degli edifici ricadenti nelle altre zone territoriali, anche in ambito di interesse paesaggistico ambientale, e comunque nel rispetto del grado di protezione assegnato agli strumenti urbanistici, dovranno essere in falda o con abbaini se coerenti con il tipo edilizio. Gli abbaini, nel rispetto delle tipologie emesse dalle norme tecniche di attuazione del piano regolatore tra le varie zone omogenee, dovranno avere dimensioni contenute al fine di garantire il rapporto illuminante di cui al comma precedente ed essere realizzati entro la falda e non in linea continua con il colmo. Qualora all'applicazione del presente articolo comporti l'aumento del fabbisogno di parcheggi a servizio del fabbricato, è obbligatorio il reperimento di spazi e parcheggi pertinenziali necessari. Nelle zone territoriali omogenee A, B e C1, ove sia dimostrata l'impossibilità di reperire e o realizzare i posti auto nell'edificio, nell'otto o loro adiacenze, è ammesso il pagamento di una somma equivalente all'ammortizzazione delle aree per parcheggio derivanti da tale applicazione. Le presenti disposizioni non trovano applicazione per i fabbricati ricadenti nelle zone territoriali omogenee D, nonché per tutti i fabbricati presenti nel territorio comunale con grado di protezione assegnato dal TRG che non consenta modifiche agli elementi costitutivi dei fabbricati, grado 1, 2, 3, lettera A, articolo 12 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore, il valore tipologico 4 dell'articolo 8 dell'NTA della variante del piano regolatore per le zone agricole, e demandare ai competenti uffici comunali il rispettamento delle procedure di pubblicazione. Grazie Sindaco. Capogruppo Borin, prego. Grazie, buonasera Presidente, consigliere, Sindaco. L'intervento è per porre una questione pregiudiziale. In vero,
In occasione della seconda commissione consiliare che è stata convocata lo scorso 26 settembre 2013, era presente il solo componente, nonché presidente, Fabrizio Bortolotto, mentre i componenti Guglielmini Pierino e Danilo Antonio, infatti, risultavano essere assenti. Presenti, oltre al componente, erano i capigruppo, sia il capogruppo Tonò che il capigruppo Morin e Commisso, e in sostituzione del capogruppo Zanon vi era il consigliere Gio. Ora, secondo l'interpretazione che dà l'opposizione ai fatti, ci troveremo di fronte ad una riunione che non risulta si sia tenuta validamente, posto che ai sensi dell'articolo 9 del regolamento del Consiglio Comunale la riunione della Commissione è valida quando è presente la maggioranza dei componenti della Commissione. In questo caso vi era un solo componente. Del pari non possiamo dimenticare che ai sensi del successivo articolo 10 del regolamento del Consiglio Comunale le commissioni permanenti costituiscono l'articolazione del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico amministrativo mediante la valutazione preliminare degli atti. Le commissioni provvedono altresì all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio. Premesso anche in questa circostanza, come ormai purtroppo spesso accade, l'opposizione ha dovuto constatare e denunciare che gli atti non erano comunque neppure stati posti a disposizione delle liste di minoranza e che non vi è stata alcuna valutazione pertanto degli atti che il Consiglio Comunale è stato chiamato a deliberare. Premesso, pertanto, ai sensi dell'articolo 50 del regolamento del Consiglio Comunale, si chiede di ritirare i punti all'ordine del giorno che dovevano essere trattati in sede di commissione consigliare. Premetto, con questo faccio l'ultima chiosa al mio intervento, che come ho dato atto, le commissioni consigliari sono sì una articolazione del Consiglio Comunale, sono consapevole del fatto che esiste anche giurisprudenza sul punto che ritiene non essere necessaria ai fini, diciamo, della bontà della delibera che questo Consiglio si appresta ad adottare e la delibera o quantomeno il passaggio in Commissione. Ma allora io penso che ci si trovi di fronte ad una questione ontologicamente contraddittoria nel prevedere la validità della Commissione, nel prevedere la Commissione stessa e nel non accogliere quelle che erano state le richieste dell'opposizione fin dall'inizio, ovvero di una valorizzazione invece di quelle commissioni che in realtà poi non vedono neppure rappresentata all'interno la minoranza e che, come abbiamo potuto constatare, a volte sia pure con i soli capigruppo è presente mentre mancano i componenti di maggioranza. Lascio la parola al segretario per la risposta del gruppo di. Sì, perché il gruppo io avevo avuto modo di, non so se fosse presente, già di esporre la mia interpretazione su questo punto, su questa circostanza che era stata sollevata forse prima del Consiglio di Assembleia. Allora, l'approfondimento che ho fatto anch'io, verificando la giurisprudenza sul punto e in relazione anche alle previsioni regolamentari di causa, è quella di concludere per a fronte del fatto che non ci sono previsioni regolamentari, che è quello che dobbiamo parlare, che condizionano la validità delle deliberazioni del Consiglio, in questo caso, le deliberazioni del Consiglio Comunale alla effettività della riunione della Commissione. Non ci sono, e a fronte anche del fatto che non ci sono previsioni regolamentari che impediscano l'operatività della Commissione consigliare con un numero inferiore di componenti, se non si dice effettivamente è valida con la presenza della maggioranza dei componenti. Però sullo sfondo c'è il fatto che la riunione della Commissione non costituisce un presupposto di legittimità della seduta del Consiglio Comunale.
comunque della deliberazione del Consiglio Comunale di Spezia. Un altro fattore è anche quello che a fronte dell'espressione letterale dello Statuto e del Regolamento fa concludere per una funzione della Commissione che è quella di favorire la conoscenza da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale. Allora, il passaggio logico è questo. La conoscenza ai consiglieri comunali viene garantita tramite la convocazione della Commissione e ogni consigliere è libero o meno di partecipare alla Commissione oppure di acquisire le conoscenze. Le conoscenze con accesso agli uffici comunali, con accesso diretto alla documentazione che comunque è garantita nelle 72 ore antecedenti alla seduta. Allora, nel caso di specie, come anche nel caso della seduta del Consiglio Comunale, sono state create tutte le condizioni affinché i consiglieri avessero l'opportunità di approfondire le loro conoscenze preliminari partecipando alla Commissione. Poi sta nella libertà di ciascun consigliere partecipare o meno. Il nostro regolamento non prevede nemmeno le sedute di seconda convocazione, questo è un altro elemento, perché se fosse necessaria la seduta della Commissione consigliare, quando il passaggio atto preliminare per la validità della delibera sarebbe previsto come seconda convocazione. Questo pretende il principio della collegialità e le norme in materia di collegialità. Seconda convocazione nel caso di prima, con un numero legale. Ecco, tutti questi elementi mi fanno concludere per la necessaria convocazione della Commissione consigliare, ma la non necessaria sussistenza di un numero legale per garantire la validità, cioè la legittimità dell'atto consigliare che si va ad approvare. Ecco, questa è una valutazione veramente giuridica, dal punto di vista politico, perché sono aperte tutte le volte strade. Capogruppo Borì, prego. Sì, grazie Presidente. In realtà proprio questo è il punto, il dato sul quale si fonda poi anche la questione pregiudiziale, è che se è prevista come commissione necessaria, permanente, una commissione giustamente deve essere non solo convocata, ma deve anche poi risolvere la funzione che le è propria, in questo caso quella della valutazione preliminare, cosa che tra l'altro, ribadisco, l'avevo già detto anche prima, non è stata possibile da parte delle opposizioni, prima di tutto perché non vi erano i componenti, neppure i componenti di maggioranza, ma soprattutto chi era presente come capogruppo non disponeva neppure di testi, non disponeva neppure dei documenti, quindi doveva semplicemente essere presente e ascoltare quelle che dovevano in realtà essere spiegazioni, ma da accogliere sulla fiducia, senza alcuna possibilità di verifica critica. La convocazione successiva, poi, o meglio, la convocazione per la data successiva del Consiglio Comunale neppure consentiva la verifica degli argomenti e quindi di rimanere sulla fiducia e basta di quello che era stato esposto, in quanto i documenti, benché magari inviati in forma digitale il venerdì, non consentono la verifica e diciamo, la possibilità di interloquire con gli uffici né il sabato né la domenica, posto che poi alla fine è necessario e doveroso, ritengo, sia per il consigliere di maggioranza ma anche e soprattutto